E bentornati a Visto da Nord. Infatti anche noi oggi ci occupiamo di una storia, una brutta storia di inquinamento, perché è quella dei morti di tumore che lavoravano in una fabbrica di Tezze sul Brenta in Veneto. Il killer è il cromo esavalente, una storia di cui si è parlato in passato, non moltissimo per la verità, e che ora rischia di passare sotto silenzio. Di questa vicenda si è occupato un nostro collega della RAI di Venezia, Massimo Zennaro, che l'ha raccontata in un'inchiesta del 2005, quindi diverso tempo fa, e che noi oggi vi riproponiamo insieme ai protagonisti. Vediamo. Il cromo esavalente può essere molto nocivo. Quindi uccide la gente? Sono tutte filmate, una per una. Come hai fatto? Il film è ambientato in California. Giulia Roberts, assistente in un piccolo studio legale, denuncia la contaminazione della falda acquifera, inquinamento da cromo esavalente, sostanza cancerogena. L'avvocato Henry Brockovich, solo contro tutti, riesce ad ottenere un mega risarcimento per i cittadini che si sono ammalati o sono morti. Di 20 anni. A proposito, abbiamo fatto portare quell'acqua apposta per voi, signori. Una storia vera con un finale in chiaroscuro. L'azienda è costretta a pagare ma non a dichiararsi colpevole. I cittadini prendono i soldi ma non sapranno mai i rischi corsi che continuano a correre a causa del cromo esavalente. È la trama di Erin Brockovich, il film. Ma il cromo esavalente è un pericolo anche in Veneto. Ne sa qualcosa la signora Gabriella Milani di Stroppari di Tezze sul Brenta, nel Vicentino. La vicenda della famiglia Milani inizia nel 2001, quando si trasferiscono in questa bella villetta a Stroppari. Subito si accorgono che c'è qualcosa che non va. Noi avevamo acquistato da poco questa casa e avevamo già da subito avuto dei problemi, soprattutto quando si faceva la doccia, si rimaneva arrossati, prurito, si perdevano capelli. Avevamo mal di testa, ecco, da lì è partito il sospetto di fare l'esame. Quest'acqua la usavate? La usavamo a uso potabile. Le analisi evidenziano un dato molto allarmante. Nell'acqua prelevata nel pozzo ci sono 170 microgrammi di cromo esavalente per litro, quando i limiti per definire l'acqua potabile è di 50. Una quantità enorme di una sostanza molto pericolosa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cromo esavalente è tossico, attacca i reni, produce malformazioni al feto, è cancerogeno. I milani denunciano il fatto. Poi arriva la primavera del 2003. Il prato della villetta si popola di strani fiori. Sembra un'unica pianta, però, come potete notare, i gambi sono tutti unificati da un'unica struttura. E come vedete ci sono X margherite tutte attaccate. Fiori mostruosi che vengono analizzati dalle università di Pisa, di Trento e Padova. Analisi ancora in corso, ma queste malformazioni sembrano direttamente correlate con la forte presenza di cromo esavalente nell'acqua. A questo punto l'imperativo è capire da dove arriva questa enorme quantità di cromo esavalente. Vengono scavati dei pozzi di rilevamento. Il cerchio si chiude attorno alla galvanica PM di Tezze sul Brenta, 1,5 chilometri a monte di Casa Milani. Il sopralluogo della procura e dell'ARPAV all'interno dell'azienda evidenzia una situazione quasi incredibile. E abbiamo scoperchiato con la ruspa questa parte sovrastante e ci siamo accorti che c'era un pozzo perdente. Cos'è un pozzo perdente? Un pozzo perdente è un pozzo, vedete quei fori laterali? È un pozzo che l'acqua entra, di solito piovana però, e se ne va nel sottosuolo, ma non acqua che deve essere consegnata in fognatura, soprattutto da un'industria che lavora metalli. Quindi molti di questi metalli sicuramente sono evacuati anche da questo pozzo perdente. Le analisi e le ispezioni in molte altre aziende potenzialmente pericolose della zona confermerebbero, secondo la Procura della Repubblica, che la fonte dell'inquinamento è proprio la galvanica PM. Sono stati fatti prelievi sia per quanto riguarda la contaminazione della falda ed è stato in qualche modo delimitata un'area contaminata la cui estensione è abbastanza stabile. Fortunatamente verso l'ultimo periodo abbiamo un calo generalizzato, anche se non sensibile, della concentrazione. Inoltre ARPA ha fatto una ricerca delle cause che possa aver determinato il fenomeno, ha individuato un'area industriale dalla quale con ogni probabilità è partito l'inquinamento. Queste le accuse, ma sarà il processo in corso a Cittadella a dire l'ultima parola sulle responsabilità. L'avvocato dell'unico imputato, l'ultimo responsabile della galvanica PM, però non ha dubbi.
non c'è una dimostrazione scientifica di nesso causale tra il capo di imputazione, i fatti contestati con il capo di imputazione e quindi una responsabilità concreta dell'imputato Zamperin quale amministratore della Galvanica PM. Quindi secondo voi sono altre le fonti? Le fonti probabilmente sono altre. Stiamo parlando peraltro di un sito industriale che ha una lunga storia industriale e scricchiolante sotto certi profili dal punto di vista ambientale. Ecco, allora avete sentito, avete visto, noi abbiamo in collegamento Massimo Zennaro dalla sede di Venezia. Ciao Massimo, grazie per aver accettato il nostro invito. E intanto complimenti perché questa è veramente una bella inchiesta e soprattutto abbiamo visto, ci hai fatto vedere queste margherite modificate. Nell'inchiesta si dice se ne occuperà il processo, ma come è andata a finire? Beh, il processo è finito l'anno scorso ed è finito con, è stato riconosciuto colpevole il responsabile della Galvanica PM. Che cosa ha comportato questo? Ha comportato che lui è stato condannato a 2 anni e mezzo, la pena è stata indultata, c'era un risarcimento dei danni, lui non risulta proprietario di alcun bene, quindi è finita così, è finita che è stata una pena praticamente virtuale, esattamente l'opposto di quello che invece è capitato in America, dove i cittadini sono stati risarciti mentre l'azienda non ha riconosciuto la colpevolezza. Qui da noi c'è un colpevole, però è finita così. Ecco, senti Massimo, la bonifica di quell'area a che punto è? Perché quello è un sito industriale importante. L'avvocato diceva non siamo stati come dire, i primi, ma siamo arrivati buoni ultimi, quindi c'è un problema enorme in quella zona. Sì, in quella zona c'è un problema enorme di rapporto tra industria e ambiente, un problema che viene dal passato, che continua anche adesso perché l'ARPA nell'ultimo anno ha messo sotto sequestro un paio di aziende sempre della zona, sempre aziende che trattano i metalli. E qui il problema adesso è la bonifica, una bonifica che è estremamente costosa. È stato fatto un primo progetto, è già esecutivo un progetto, si chiama barriera idraulica, praticamente viene pompata l'acqua dal sottosuolo, l'acqua che è molto carica di cromo esavalente, viene filtrata e poi l'acqua viene ritornata alla falda. Questo costa dai 200 ai 400 mila euro all'anno. Questo è un costo molto alto, soprattutto per un comune piccolo come Tezze sul Brenta. Per bonificare integralmente l'area sono stati fatti dei progetti, il costo va dai 10 ai 20 milioni di euro, è una tecnica avveniristica, parlano di pompare nel sottosuolo dell'idrogeno, farlo reagire col cromo esavalente, diventa cromo trivalente, una sostanza che non è dannosa come il cromo esavalente. Anche questo costa moltissimo e per adesso non ci sono i soldi. Certo, i soldi non ci sono. Senti, questi costi ambientali pesanti però sono costi che avrebbero dovuto in qualche modo assumersi le imprese, cosa che invece non è accaduto in Veneto, ma altrove sì. Beh, queste aziende della filiera, diciamo così, metallurgica di questa parte dell'alta provincia di Padova e della provincia di Vicenza hanno rilevato negli anni 60 molte aziende tedesche, hanno fatto una sorta di concorrenza alle aziende tedesche. Perché? Perché qui il costo era molto più basso rispetto che in Germania, le stesse lavorazioni qui in Veneto costavano molto meno, c'è stata una sorta di dumping ambientale. Noi adesso ce la prendiamo con i cinesi o con gli indiani che fanno il dumping sociale, cioè sfruttano i lavoratori. Noi qui probabilmente in alcune zone, alcune fabbriche della zona di questa parte del Veneto hanno scaricato i costi sull'ambiente, costi che poi qualcuno dovrà pagare. Adesso in molti casi i nodi stanno arrivando al pettine, deve intervenire chi? La collettività. Quindi c'è stato nel passato un illecito, a questo punto arricchimento da parte di alcune fabbriche, adesso i costi dobbiamo pagarli tutti, devono pagarli tutta la collettività. E soprattutto le famiglie che hanno perso i lavoratori morti per cancro. Grazie Massimo Zennaro per essere stato con noi. Arrivederci. È appunto un'accusa pesante quella che viene, come avete visto, da questa storia che ci ha raccontato Massimo, pesante anche perché appunto, come dicevamo, è un'area tra le più produttive del paese che sta appunto pagando un prezzo altissimo. Di questa vicenda si è occupata dal 2003,